Un'azienda senza liquidità è come un'auto senza carburante, dopo un po' si ferma e non riparte più. Per consentire alle piccole e medie imprese di agganciare stabilmente la ripresa bisogna riaprire assolutamente i rubinetti del credito. Indispensabile questa operazione per favorire nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro. Si chiama credit crunch, contrazione del credito, ed è lo scenario che da novembre 2020 ha fatto da sfondo l'attività dei principali gruppi bancari. Nonostante nel 2021 siano stati registrati utili importanti, i prestiti delle banche sono tornati a scendere e il rubinetto a secco è una piaga per le imprese. 22 miliardi in meno a livello nazionale, il Veneto sta meglio di altre regioni, ma il dato è comunque negativo. In Veneto nell'ultimo anno abbiamo visto contrarsi il flusso di prestiti alle imprese di quasi 850 milioni di euro. Troppi soldi in meno alle aziende rischiano di mettere a dura prova tantissime attività, soprattutto quelle di piccola dimensione. Ma l'Associazione Bancaria Italiana non ci sta. Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell'ABI, segnala che i più recenti dati ufficiali diffusi dalla Banca d'Italia indicano che i prestiti alle imprese sono cresciuti ad agosto 2021 dell'1,2% rispetto allo stesso mese del 2020. In particolare, prosegue Torriero, per effettuare confronti comparabili nel tempo occorre tener conto nel periodo considerato delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, ma che rimangono come finanziamenti alle imprese. Controreplica della CGA di Mestre. I nostri dati sono corretti, spiega l'ufficio studi. L'ABI fa riferimento a un tasso di variazione, più 1,2%, che in realtà è calcolato sulla media delle variazioni degli ultimi 12 mesi. Si tratta quindi di variazioni su consistenze che, pur pulite da cartolarizzazioni e crediti ceduti, non colgono la dinamica congiunturale degli impieghi alle imprese, che scendono invece di mese in mese.